Iniziamo. Buongiorno a tutti, sono Nicola Fredo della direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto. Siamo qui al terzo incontro del ciclo Progettare il cambiamento dedicato ai documenti, al document management. Io direi di partire con la mia solita presentazione, condivido lo schermo e scusate, chiudo qualche scheda. Condivido, faccio partire la presentazione. Federica, si può confermare che si vede bene? Sì, sì, si vede bene. Ok, e quindi dicevo, siamo qui nel ciclo, del primo ciclo, come organizzare un processo interno attraverso la gestione del ciclo di vita del documento. Con noi c'è Michele Vianello, formatore e consulente divulgatore della cultura digitale. Ricordo a tutti che c'è un prossimo ciclo che inizierà il 9, l'8 di novembre, sulla Web Analytics, come monitorare e interpretare i dati di traffico di un sito o di un servizio digitale. Questo è il terzo incontro, ce ne sono 5 in totale. In questo terzo vedremo gli strumenti e i programmi per la regolazione di un processo e poi avremo i due laboratori il 18 e il 25 di ottobre. Sui laboratori, prima di passare ai laboratori, come già ricordato, per ogni evento avete possibilità di ricevere l'attestato. L'attestato sarà inviato via mail entro 7 giorni circa da quando è stato eseguito l'evento. Dobbiamo fare una serie di controlli. L'importante è che abbiate nome e cognome e di verificare eventualmente in MyExtranet la mail con cui vi siete registrati, perché noi manderemo l'attestato a quella mail. Occorre aver fatto almeno il 70% di durata di collegamento di un evento. Vuol dire che se un evento è durato due ore, voi dovete essere stati presenti in Zoom per quel determinato, per almeno il 70% del tempo. Altrimenti, diciamo, non possiamo rilasciarvi l'attestato di partecipazione. Laboratori. Parto con i laboratori, vi do le ultime indicazioni. L'altra volta avevamo già anticipato che faremo solo la partecipazione di remoto, perché gli iscritti sono numerosi, non riusciremo a gestirvi tutti in un'unica aula. Faremo 4 aule virtuali che sono dedicate all'iscrizione di un servizio, rilascio di permesso, pagare un tributo e richiedere un contributo. Abbiamo individuato queste 4 categorie anche sulla base del sondaggio che avevamo fatto l'ultima volta. Questa è una serie di voti che avevamo ricevuto. Sulla base dei voti abbiamo diciamo, raggruppato per tipologie e abbiamo trovato queste 4, cercando anche di non mettere tipologie troppo complesse, perché poi il tempo nei laboratori, anche se la durata è di 4 ore, sono comunque poche. I laboratori saranno organizzati con questo schema. Ci sarà una introduzione di Michele Vianello in plenaria la prima oretta, poi avremo la divisione in gruppi con l'analisi del processo, faremo una revisione con Michele Vianello, 10 minuti per gruppo. Comunque lui potrà partecipare alle varie aule virtuali e spostarsi durante tutta la durata dell'incontro. Si ritorna poi nei gruppi per finalizzare l'analisi del processo dopo la revisione e infine in plenaria ci si ritrova tutti per la presentazione degli esiti, 10 minuti per ogni aula virtuale, per ogni gruppo. Metteremo a disposizione un facilitatore per la realizzazione di workflow che vi aiuterà, insomma, a mettere nero su bianco quelle che sono le vostre analisi che avete fatto in gruppo. Per far questo abbiamo pensato di farvi già oggi un sondaggio su come dividervi sulle 4 aule, in modo che diciamo, cercheremo di accontentare le vostre esigenze. Naturalmente poi a un certo punto dovremo fissare un numero equo di persone per gruppo e dovremo agire d'ufficio. Ehm, per cui io direi di interrompere la condivisione. Chiediamo a Federica di lanciare il sondaggio, vediamo
2-3 minuti di tempo per rispondere alle domande, diciamo, al sondaggio. Il sondaggio in questo caso non è anonimo, ma noi vediamo le risposte in modo che poi possiamo utilizzare le risposte per suddividervi in gruppi. Federica, se vuoi lanciare il sondaggio. L'ho lanciato, lo vedete? Ok, ho schiacciato sul tasto sondaggi, così adesso vediamo gli esiti. Vedo che si stanno già iscrivendo. Eh, son- è molto spostato su presentare domanda per un contributo, quindi dovremo agire un po' insomma, trovare il modo di spostarvi. Allora, tenete presente che noi abbiamo proposto alcuni: l'iscrizione a mensa scolastica, permesso il parcheggio, pagare i tributi. Con iscrizione ad un servizio intendiamo anche, diciamo, andremo a focalizzare magari il servizio preciso, però vale per tutte le volte che si parlerà di iscrizione di un servizio. Quindi se non trovate un servizio che a voi interessa, quello della mensa scolastica, però l'approccio, le modalità, insomma, di capire quali sono le fasi, chi interviene, sarà analogo, insomma, a un altro servizio. Quindi se non vedete sondaggio, provate sul tasto sondaggi, se vedete un tasto sondaggi nella barra in basso. A noi risulta che hanno risposto 54 persone, siete in 66. Ok. Alcuni non lo vedono. Federica, se hai qualche indicazione tecnica da dare? Ok, se qualcuno, anche forse è partito all'accesso. Ok, se avete già risposto va bene. Se non lo vedete, potete scrivere in chat quello che avete scelto, così lo raccogliamo. Se qualcuno non troviamo, naturalmente tra chi non c'è oggi o non è potuto essere presente, lo contatteremo attraverso l'iscrizione che avete già fatto. Quindi via mail vi chiederemo le informazioni. Premendo il tasto sondaggi mi è apparso, quindi se non avete risposto e prendete il tasto sondaggi dovreste avere. Vedo 57, mancherebbero ancora una decina di persone, forse non partecipano ai laboratori. Va bene, diamo gli esiti così condivisi, anche se ti avviso già, Michele, che abbiamo un terzo dei presenti che ha scelto richiedere un contributo. Non Quindi, avevo dubbi, ma è divertente. ecco, va bene. Noi adesso chiudiamo il sondaggio, lo terminiamo. Ne prendiamo atto delle vostre richieste. Come vi ho detto, ve le dovremo in qualche modo suddividere in maniera equa, per cui qualcuno lo dobbiamo spostare. Vi contatteremo lunedì e martedì via mail e in ultima istanza mercoledì, insomma, agiremo d'ufficio. E poi, poi tutte le condivideremo come i materiali e magari poi, poi questo sarà l'ESIS e poi con il 2B magari vediamo il modo di magari spostare qualcuno, se ha senso o meno. Io direi di chiudere la mia parte, do Scusa la Nicola, c'è una parola. persona che ha alzato la mano, signor Massimo Carrari. Se, Carrari. se- Aspetta che ho Possiamo... alzato. No, diciamo che, beh, se, non so se può dire la stessa cosa in chat, evitiamo, perché altrimenti sai che dopo abbiamo problemi di privacy e Va tutto bene. quanto. Quindi se la domanda la potete fare
in chat meglio. Non abbiamo... o non ci sente o l'ha fatto per errore oppure non ha la possibilità di scrivere. Vabbè, Federica, segnati il nome e lo contatteremo in un secondo momento per capire quali erano le problematiche. Michele, io ti darei la parola, quindi diamo parola a Michele Vianello che può condividere Ok, di tu quando condividiamo partire. schermo. Eccoci qua. Ti do il feedback e poi mi chiudo il microfono. Ok, sta No, aspetta, ho arrivando. sbagliato slide, scusami. Sono slide di un corso precedente che non ho fatto. Scusami, interrompo condivisione. Aspetta, condividi. Eccoci qua. Ci siamo. Ok. Va bene. Ok. Benissimo. Avviso, Buongiorno. Michele, avviso che hai gli occhiali, ma insomma non si Ah sì. spaventi, insomma, ma va bene. No, occhiali scuri perché ho un occhio che mi fa male, devo per forza tenere, scusatemi, devo per forza tenere gli occhiali scuri, scusatemi, ma Ok, bene, devo farlo, devo farlo da qua. Si vede? perfetto, Perfetto. schermo intero, puoi partire. Ok, prima di venire a questo affascinante tema, il fascicolo Questo sconosciuto, dovevo rispondere a una domanda che aveva fatto uno di voi nella precedente lezione. Chiedeva il vostro collega, può cortesemente fare un esempio concreto delle 4 modalità di formazione del documento informatico di cui al punto 2.11 delle linee guida Agit. Ok, quindi le linee guida Agit, linee guida su formazione, gestione e conservazione del documento informatico, al punto 2.11 indica 4 modalità attraverso le quali si forma il documento informatico. Modalità 1, ve le devo leggere perché altrimenti non riuscite a capire. Modalità 1, creazione di un documento informatico ovviamente, tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui è l'allegato 2. Questo è la modalità di formazione di un documento informatico attraverso o i vostri software tradizionali, quindi gli atti che formate ad esempio da un gestionale di produzione documentale, oppure atti che voi producete utilizzando ad esempio il mondo LibreOffice, Office, quindi atti che voi producete in autonomia, ovviamente utilizzando Excel, Word, eccetera, eccetera. Ovviamente la norma ti dice nel rispetto dei formati. I formati, se non ricordo male, sono tutti indicati, i formati consentiti sono tutti indicati all'allegato 3 delle linee guida. Seconda modalità, acquisizione di un documento informatico per via telematica o su, quindi questa prima tipologia sono i documenti che producete voi come comune, come autorità portuale, come regione, eccetera. Poi voi avete acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico. Questo è il caso di acquisizione di un documento informatico per via telematica, tutto ciò che voi ricevete come allegato una mail o una PEC, o su supporto informatico, tutto ciò che un geometra vi ha portato che era contenuto all'interno di una chiavetta e quindi voi, previa verifica che non ci fossero virus o animali strani nascosti nella chiavetta, ve lo siete importati. Oppure copia informatica di documento analogico di scansione. Quindi 3 modalità attraverso le quali voi prendete in carico documenti informatici che sono stati formati all'esterno della vostra amministrazione e che vi sono veicolati in questo modo. Terzo punto, memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni
o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili dall'utente. Qui è tutto ciò che voi ricevete da SDI, quindi tutte le fatture, per capirci. Tutto ciò che voi ricevete tramite il circuito PagoPA, quindi tutto il mondo delle transazioni. Oppure qui c'è questo tema moduli o formulari resi disponibili all'utente, e questo lo interpreto tutto ciò che vi arriva da Form Speed. Quando voi attivate un Form Speed dovete compilare un precompilato e spedirlo. Quindi in questo caso è un documento che voi ricevete da una piattaforma, certo da un cittadino, ma grazie a una piattaforma informatica. Poi il punto 4 è generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti secondo una struttura logica predeterminata, memorizzata in forma statica. E questo è tutto ciò che voi sempre di più scaricherete da piattaforma nazionale dati. Piattaforma nazionale dati, come voi sapete, è porta d'accesso a tante banche dati. Quindi voi conferite a queste banche dati, ma anche potete ricevere da queste banche dati. Sono le banche dati accessibili e raggruppate all'interno della piattaforma nazionale dati. Con questo ho risposto. Se ci sono chiarimenti me li chiedete, ma con questo mi pare di aver risposto a quanto chiesto alla fine della chiacchierata dal vostro collega. Perché uso questo titolo un po' provocatorio, il fascicolo questo sconosciuto? Perché per esperienza personale, ma potrei clamorosamente sbagliarmi, ma penso di no, perdonate un po' di presunzione. Se c'è un punto del documentale che non si è di una corretta gestione documentale, che non si è ancora fermata nel mondo delle pubbliche amministrazioni e in primis nel mondo dei comuni, è la fascicolazione digitale. Fascicolo a norma. Quasi tutti si fermano bene o male alla lavorazione di un procedimento in modalità digitale. Spesso, come vedremo, lo fanno in luoghi dove questo non ha nessun valore giuridico e probatorio. Quando però io dico, guardate, però bisogna fascicolare, come vedrete la norma prevede che i procedimenti delle pubbliche amministrazioni avvengano in fascicoli digitali, non avvengono in cartelle di rete, tanto per essere chiari, avvengono in fascicoli digitali. C'è una difficoltà incredibile e spesso questo viene rovesciato sui fornitori, ma il fornitore non ce l'ha spiegato, ma non è che il fornitore deve più o meno spiegarlo. Con qualche eccezione, i principali software di gestione documentale, quelli che io vedo, consentono tranquillamente di fascicolare. Magari non benissimo, però consentono di fascicolare digitalmente. Il problema vero è che non sono chiare le regole di ingaggio, chi apre il fascicolo, come si fa il fascicolo, quali sono i contenuti del fascicolo. In quest'oretta e mezza che abbiamo insieme proverò a rispondere a queste obiezioni, a queste domande, a spiegarvi le complicazioni, perché una formazione del fascicolo non è solo schiaccia il bottone apri fascicolo, bisogna sapere cosa metterci, come inquadrarlo, che classificazione dargli e così via. Quindi proverò in questa oretta e mezza ad approfondire con voi questo tema della fascicolazione. Naturalmente vi invito, come sempre, a farmi tutte le domande del caso, a intervenire, a dirmi come la pensate. Allora, partiamo innanzitutto da un punto, che è il tema della gestione dei flussi. Ok? Quindi, scorse lezioni vi ho spiegato la validità dei documenti, dove arrivano i documenti e così via. Il documento arriva, questi naturalmente mi sto riferendo a documenti che sono stati prodotti all'esterno dell'amministrazione, non al flusso documentale prodotto all'interno, quindi tutto ciò che arriva da un cittadino, da un professionista, da un'impresa, da un'altra pubblica amministrazione e così via. Tutto ciò passa obbligatoriamente per il protocollo. A fini di una corretta fascicolazione, il protocollatore, che non deve aprire il fascicolo, come vi spiegherò più avanti, ha una funzione chiave, ha una funzione
importante. Il protocollatore è la figura che, ad esempio, determina, inserendo due numeretti, titolo e classe, non semplicemente il luogo dove verrà conservato quel documento, soprattutto ha il ruolo di indirizzare subito quel documento in modo corretto. L'indirizzo in modo corretto di un documento è determinato già da titolo e classe. In base al modo con cui tu inserisci titolo e classe è già determinato, in larga parte sia chiaro, il servizio, il settore a cui quel documento verrà inviato. Ed è poi quel servizio o quel settore il luogo dove materialmente viene formato e gestito il fascicolo digitale. Per come conosco io i protocollatori, non sempre sono stati istruiti correttamente. Sì, dobbiamo mettere sto titolo e classe. Sì, ma perché mettete titolo e classe? Larga parte di loro non mi dà mai una risposta corretta o correttissima. Sì, molti mi dicono sì perché diciamo dove mettere. Ok, ci sta. Ma non c'è mai nessuno di loro, poi vedremo il titolario di classificazione, ha mai studiato approfonditamente il titolario di classificazione. Quindi consiglio, ovviamente, consiglio è bisogna dedicare una buona quota di formazione per arricchire i nostri protocollatori. Già l'altra volta, quando vi ho parlato di certificazione del processo di scansione, ho già attribuito un incarico nuovo al protocollatore e qui è la stessa identica cosa. Poi c'è un ruolo importante dei responsabili di servizio, ovvero coloro che ricevono il flusso documentale. Lasciate stare come lo ricevono il flusso documentale. E beh, rispetto alla fascicolazione, il responsabile del servizio ha un compito fondamentale. Non è responsabile in sé, è responsabile il suo staff, diciamo. Responsabile se sono amministrazioni piccole, staff se già comincia ad allargarle. Perché è un ruolo fondamentale? Perché è il luogo dove materialmente si apre il fascicolo, dove si apre il procedimento. E vedremo che questo ha impatti anche con la 241, che spesso viene disattesa in alcune parti. Quindi anche il responsabile di servizio, che magari sa tutto della sua attività di ingegnere capo, di geometra, di ragioniere e così via, ne sa poco di gestione documentale, perché non è abituato a farla, perché è se è carta, prendi la carta, apri una cartellina, metti dentro, eccetera. E no, qui c'è il tema vero dell'apertura del fascicolo, di come deve essere costruito, dell'oggetto del fascicolo, di chi è responsabile del procedimento del fascicolo. E questa è una parte che deve fare assolutamente, ripeto, non il responsabile in sé, lo staff che gestisce un determinato servizio. Quindi qui noi abbiamo un tema importante, che è quello di una forte formazione a questi due soggetti, chi protocolla e chi comincia ad aprire il procedimento. Cosa spesso incontro dal punto di vista del protocollatore? Una distribuzione generica dei documenti, cioè lo mandiamo a un ufficio per abitudine, per conoscenza e così via, ma poi per conoscenza lo mandiamo anche a tutti gli altri. Se poi non sappiamo bene a chi mandarlo, a quel punto lo mandiamo a tutti gli altri. Per cui un documento viene inviato a tanti uffici e poi in base a consuetudini e così via un ufficio comincia a prenderselo in carico. Però ad esempio c'è un tema grande come il mondo, se sono documenti che contengono dati sensibili inerenti alle persone, il condividere con tutti non va bene, perché c'è un grande tema di tutela della privacy. Se un protocollatore riceve una richiesta di contributo all'affitto, in quella richiesta c'è un dato sensibile. Quel fascicolo, quel documento va sicuramente a politiche sociali, perché poi è politiche sociali che lo tratta ed è politiche sociali che, come vedremo, tratta quel documento, fascicolo, procedimento sotto un tetto che si chiama privacy, cioè tutela della privacy.
Qui è importante che il fascicolatore quindi sappia bene quali sono i principali flussi ai quali indirizzare i documenti, cioè bisogna abbattere questa idea e questa attività che è quella di una distribuzione massiva di ciò che arriva al protocollo. È sbagliato. Il ciclo ideale è ovviamente quando la parte passerà prevalentemente per SPID o CIE, arriva da SPID, viene protocollato automaticamente quella tipologia di procedimento ha un titolo, una classe, e automaticamente finisce ad un settore servizio. Cioè salta questo ruolo dematerializzato di distribuzione. Era la vecchia distribuzione della posta, per capirci. Ma nel digitale non esiste la vecchia distribuzione della posta, anche perché poi la condivisione degli atti avviene attraverso il gestionale documentale, quindi a meno che gli uffici non chiedano di fare le fotocopie, perché trovo anche di questo, io mi irrito sufficientemente. Poi c'è un terzo punto da presidiare, che è questo tema degli originali e delle copie di cortesia. Come vi ho spiegato nella lezione precedente, tutta la corrispondenza, le relazioni con i professionisti iscritti agli albi e con le imprese avviene esclusivamente, dice il legislatore, in modalità digitale. Da ciò ne discende che quei soggetti possono inviare, più che possono, devono inviare alle pubbliche amministrazioni i loro atti o utilizzando PEC oppure attraverso piattaforme di interoperabilità, sua se sono imprese, sue se sono professionisti. Quando arriva così va tutto bene. Il problema vero è che ancora trovo amministrazioni che accettano cartaceo. Penso soprattutto cartaceo cartografico, perché l'ufficio dice sì, ma io non riesco a lavorare con file di cioè, scusate, con immagini di piccole dimensioni. Ma fin qua ci stiamo. Il problema vero è che poi accettano la cartografia, che per le sue dimensioni è difficilmente poi scansionabile, ma viene protocollata. E quindi si mette in piedi un processo, torniamo alla fascicolazione, che non è digitale, ma spesso è ibrido. Ma come vi spiegherò poi, il fascicolo ibrido non esiste in legge, proprio non esiste, non si può fare. È opportuno distinguere quindi le copie di cortesia. Sottoscritto non è che si scandalizzi se gira carta. L'importante è che quella carta sia a tutti gli effetti una copia di cortesia. Ed essendo una copia di cortesia non va protocollata. Serve solo per un'attività puntuale per fare quel procedimento. Una volta concluso quel procedimento, quella copia di cortesia puoi buttarla via. Non va in conservazione. Serve esclusivamente per facilitare il lavoro del tecnico, se è un tecnico, ma poi assolutamente non va minimamente conservata. Ciò che ha valore probatorio, ciò che ha conservato è ciò che è arrivato o tramite PEC o tramite SUAP, che quindi è quasi sempre un PDF e anche nel caso di cartografia è firmato digitalmente. Ricordate, anche tutti gli allegati cartografici vanno firmati digitalmente. E d'altronde, il professionista che genera cartografia non è che lo fa con la penna e con la china e con l'inchiostro, ha dei software, anche lui, che generano cartografia, quindi consegna a voi dei software. L'importante è verificare se i formati sono quelli di cui all'allegato 3 delle linee guida, ma se i formati sono rispettati è perché bisogna avere anche la carta. Ecco, questo è un punto che va tolto al più presto. Questi sono 3 punti che vi ho detto che trovo che ci rendono difficile in una qualche maniera il tema della fascicolazione. Questo possiamo anche saltarlo. Funzioni del fascicolo. Il fascicolo ha alcune funzioni. Peraltro le linee guida, questi erano appunti che avevo scritto prima ancora dell'uscita delle linee guida, alcune di queste. Le linee guida, bontà loro, hanno confermato totalmente questo tipo di impostazione. Efficienza organizzativa e gestionale. Cioè il fascicolo non serve solo da un punto di vista di conservazione, ha un impatto molto forte sulla vostra organizzazione e sul vostro gestionale. Vado a gamba tesa. Fascicolare digitalmente, scusate, fa sì che
l'organizzazione dell'archivio non sia più di ufficio, ma sia di ente. Attualmente ogni ufficio ha spesso il suo archivio, per cui quando c'è un atto di interesse comune che ha bisogno, ad esempio, di più pareri, oh mio Dio, chi è che ha l'atto? O lo conservava lui o lo conservava qualcun altro. Poi magari quel vostro collega non c'è perché in ferie è andato in pensione e così via, e si perdono tracce di archivio, tracce intere di memoria. C'è poi una conseguenza sul cittadino. Gli si chiede 7 volte lo stesso documento perché ogni ufficio ha il suo. Però, come vi dicevo già nella scorsa lezione, esistono ormai il principio una volta sola, one hands, una volta sola io ti do l'atto. Dal punto di vista di efficienza organizzativa e gestionale, soprattutto vedrete i fascicoli per persona giuridica, quindi ad esempio il ciclo di vita di un'impresa, dalla nascita a come si sviluppa, non è dell'ufficio dove è stato presentata, lasciate stare che avviene attraverso SUAP o SUE, arriva poi in un ufficio, non è più dell'ufficio dove è stata presentata l'istanza per aprire quell'attività. Per cui se poi, mettiamoci un'attività commerciale, se poi il professionista deve chiedere lo spazio per un plateatico, deve andare in un altro ufficio e di nuovo si ricomincia da capo, senza sapere se c'è. E poi bisogna fare il parere, ma allora si va dalla polizia municipale e anche lei, cioè non funziona così. Il fascicolo di apertura di quell'attività commerciale che è stata aperta dall'ufficio, che ne so, commercio, è a disposizione di tutti gli altri. E tutti i sottoprocedimenti che avvengono, l'espurgo delle fosse settiche, il mettere giù un plateatico, la richiesta di qualche cosa, si svolge in tanti sottofascicoli all'interno del fascicolo padre o madre, che vogliate dire. E quel fascicolo padre o madre è a disposizione di tutti gli uffici, e ciò rende naturalmente un aumento di efficienza organizzativa e gestionale, oltre che di maggior rispetto nei confronti del cittadino. E questo, ad esempio, facilita un domani anche tutto il tema degli accesso agli atti ai sensi della 33, soprattutto se questo, per richiesta del cittadino, avviene in modalità esclusivamente digitale. Quindi è prima di tutto un tema di efficienza organizzativa e gestionale. Quindi leggete il passaggio alla fascicolazione digitale come un aumento di efficienza organizzativa e gestionale. E qui c'era il famoso principio once only, cioè una volta sola. Al cittadino non potete chiedergli gli stessi documenti 7 volte diverse a seconda dell'ufficio in cui si presenta. La fascicolazione digitale consente di risolvere questo problema. Poi c'è il tema della trasparenza e dell'accesso agli atti da parte dei cittadini, decreto legislativo 33, ma poi vedrete c'è anche tutto il tema della 241. Una corretta fascicolazione digitale consente al cittadino un accesso agli atti in modalità esclusivamente digitale. Cioè sta finendo, cioè continua ancora, questo sia chiaro, ma si sta riducendo l'accesso agli atti o anche l'accesso civico generalizzato cartaceo, cioè questo avviene su atti che sono stati fatti nel passato. Ti richiedo atti che mi riguardano che sono stati fatti 10 anni fa, ovvio che è carta. Ma tutta la nuova attività di accesso agli atti, poiché i vostri atti sono originariamente digitali, come vi ho spiegato nella scorsa lezione, cioè è evidente che questo accesso agli atti può avvenire anche in modalità digitale. Poi vi farò vedere la nuova funzione dei vostri siti istituzionali che si chiama il cittadino, che si chiama area personale, quella come la alimenti. Se tu non hai fascicolato digitalmente, hai prodotto atti originariamente digitali. E infine c'è il tema della conservazione, perché ormai in conservazione voi di cartaceo mandate solo le istanze avanzate dai cittadini, e anche questo un po' alla volta ridurranno. Cosa va in conservazione? Ma noi mandiamo il registro di protocollo. Sì, ma il registro di protocollo è un insieme del tutto casuale di documenti.
C'è un documento che ha numero di protocollo 7, uno che ha 9, uno che ha 21. Ma in un procedimento tu avrai il 7 e il 515. Se tu non mandi in conservazione un fascicolo, tu non hai, o aggregazione documentale, tu non hai conservato un procedimento. Cioè ricordatevi, mandare in conservazione solo il registro di protocollo implica una conservazione di singoli atti disgiunti fra di loro. Non va mai in conservazione il procedimento o un repertorio, ad esempio, se non è un procedimento. Vediamo, c'è qualcuno che mi fa una domanda. Domanda. Lei parla di archivio di ente e non di settore. La protezione della privacy, però il fascicolo è accessibile solo al personale appartenente all'ufficio titolare. Dipende che tipologia di fascicolo, Daniela, perché se è un procedimento che è stato prevalentemente quelli per persona fisica, che contengono dati personali, penso ad esempio quelli tributari, è evidente che lì c'è privacy, perché il RUP di quel procedimento decide che è accessibile esclusivamente a questo. Ma il fascicolo per persona giuridica di vita di un'impresa, che privacy c'è? Oppure il fascicolo di una richiesta di patrocinio, che privacy c'è? Magari se la richiesta di patrocinio per una manifestazione contiene anche un parere dei vigili, deve contenere una richiesta di staccionate, e quello deve essere accessibile a tutti quei diversi settori. Non c'è privacy. Privacy sta dove altrimenti si ledono interessi di persone fisiche oppure segreto di Stato, segreto d'ufficio, ma non è assolutamente il vostro caso. Quindi vale questo tema della privacy per alcune tipologie di fascicoli. Per altre tipologie di fascicoli privacy non c'è. C'è il tema grande della condivisione. Quando vai a fare fascicoli ambiziosissimi, fascicoli di gestione di un'opera pubblica, no, privacy assolutamente non ce n'è. Potrebbe essere che tu sottoponi a privacy solo il documento attraverso il quale tu contrai, perché ci sono i soldi, il contratto con un professionista a cui hai fidato la progettazione, quindi ci metti il prezzo. Quello potrebbe essere, ma tutto il resto assolutamente no. Anche perché se un cittadino ti fa l'accesso agli atti sulla durata di un cantiere, su alcuni particolari di cantiere, è difficile non renderlo disponibile. Quindi parzialmente vera, Daniela, la tua osservazione. Prima di fascicolare, però, vi consiglio, ed è un pezzo del lavoro che faremo nei laboratori, di analizzare il vostro flusso di gestione documentale. Questo che vi faccio vedere l'ho fatto in un comune, peraltro non nella vostra regione, ed era come avveniva il flusso di gestione documentale nelle agevolazioni Tari per utenze domestiche. Cioè si fascicola un ciclo corretto. Non si può fascicolare un ciclo dove ci sono alcune parti che da un punto di vista di gestione documentale, di validità degli atti, non sono corrette. Se tu, vedete, dai come in questo caso, dopo la scansione, ugualmente l'ufficio protocollo dà l'originale all'ufficio competente. Questo normalmente ingenera due disastri. Cioè il fatto che dopo la scansione si dia l'originale analogico all'ufficio competente crea normalmente due disastri. Il primo che, come vedete, fanno un fascicolo cartaceo del procedimento e quindi violano tranquillamente il codice dell'amministrazione digitale e, come ci siamo detti, le regole. Quindi vedete, qui c'è il primo disastro. Secondo disastro è, ma se tu scansioni e poi dai la carta all'ufficio che apre un fascicolo cartaceo, perché hai scansionato? Che senso ha scansionare? È un lavoro totalmente inutile. Peraltro spesso questo file scansione viene messo in una cartella di rete ed è sbagliato anche questo. Quindi prima di passare al processo di fascicolazione, io normalmente faccio nella mia attività sui principali procedimenti un'analisi di flusso usando questa metodologia, cioè una vera e propria analisi di flusso che fa verificare se i passaggi diversi che vengono fatti dal punto di vista
di gestione documentale sono corrette oppure meno. Qui banalmente, ad esempio, si verifica come un foglio Excel che raccoglie le diverse domande viene poi dato alla società esterna che fa la liquidazione. Questo comune utilizza la mail, sbagliato, perché in realtà, essendo il rapporto fra una pubblica amministrazione ed una impresa, e questo deve avvenire con PEC. E se loro fascicolassero digitalmente, tutti questi atti dovrebbero finire all'interno di un fascicolo digitale. Il fatto che si faccia a carta nega la fascicolazione digitale. Quindi consiglio da amico, prima di partire domani mattina, testa base, fascicolo, sì, ok. Fascicola, però a monte va fatta una sorta di presa di coscienza, vero e proprio outing, dove si analizzano procedimenti che si intendono fascicolare, non si fa tutto e subito, si va per step, per verificare gli eventuali errori, per correggere gli eventuali errori. In fascicolo, se vogliamo sia fatto bene, va un ciclo documentale pulito, cioè deve essere totalmente pulito. Definizione di che cos'è il fascicolo informatico fatto, poi lo vedrete come viene definito in codice dell'amministrazione digitale. Qui ve l'ho tirato giù dalle linee guida Agid, perché era fatto bene e ci aiuta a capire che cos'è il fascicolo. Naturalmente il fascicolo non è solo una roba dei comuni. Le linee guida Agid riguardano tutta la pubblica amministrazione, Che cos'è il fascicolo informatico? È un'aggregazione documentale informatica. Quindi tanto è una aggregazione documentale. Deve essere strutturata e univocamente identificata. Quindi il fascicolo, quando si apre, ha un numero, ha una progressione, ha una data, è veramente lui. Ok? La struttura del fascicolo non è casuale. La struttura del fascicolo, come vedrete, è definita dalla legge. Articolo 41, mi pare. Articolo 41 del CAD dice come deve essere strutturato, ti dice quali sono i dati minimi. Anche per questo motivo una cartella di rete non può essere un fascicolo. Cartella di rete non è univocamente identificata, non è strutturata a norma, è come vi viene in mente in quel determinato ufficio. Cosa deve contenere? Atti, documenti o dati informatici. Atti, documenti o dati informatici. Attenzione, in un fascicolo non ci sono solo documenti protocollati. In un fascicolo ci possono essere anche documenti non protocollati. Quindi in quel caso verbale di una riunione che ritenete particolarmente importante. Quello non va ovviamente il verbale di quella riunione, non è che va protocollato. Il verbale di quella riunione va scansionato, se volete ne potete attestare la conformità se ritenete che un domani possa avere valore probatorio, viene importato all'interno del gestionale documentale e poi si fascicola. Atti, documenti e dati prodotti e funzionali all'esercizio di un'attività o allo svolgimento di un procedimento. Inoltre, il fascicolo informatico è caratterizzato da alcuni metadati. Poi vi ho estratto dall'allegato, se ci arriviamo, li vedrete, altrimenti se li trovate nelle slide, quali sono i metadati che caratterizzano un fascicolo digitale. Quindi i metadati voi li trovate tutti, anche quelli del protocollo, tutti i metadati che utilizzate, voi li trovate all'allegato 5 delle linee guida. Io vi ho fatto poi più avanti un estratto dei metadati obbligatori, lì ci sono sia gli obbligatori che i non obbligatori, prendete ovviamente tutti gli obbligatori, che ne permettono l'identificazione e la catalogazione. Problema: quando si apre un fascicolo, l'interfaccia fornita dal fornitore deve contenere la possibilità di inserire i metadati. Ho trovato qualche amministrazione che mi dice il software di gestione documentale che mi ho dato dalla ditta X non contiene le caselle che consentono l'inserimento del metadato. Quindi fate una verifica oppure fate una richiesta specifica al vostro fornitore che
l'interfaccia con il quale si apre e si gestisce un fascicolo contenga i metadati obbligatori. Vi cito un metadato che vedrete poi è particolarmente importante. È un metadato obbligatorio, quindi l'interfaccia per poter inserire questo metadato è obbligatoria. È il root del procedimento. Quando voi aprite un fascicolo dovete inserire chi è il responsabile unico di quel procedimento, anche perché poi vedrete ci serve per rispondere al 241. L'interfaccia che vi è fornito dalla ditta XYZ deve contenere la possibilità di inserire chi è il responsabile unico del procedimento. Questo solo per farvi qualche esempio. Altri devono essere di default. Il titolo, la data di apertura del fascicolo è di default, la numerazione progressiva è di default, eccetera. Quindi ricordatevi di chiedere al vostro fornitore se sono contenuti i metadati dell'allegato 5. Anche tempo di conservazione, giusto. Poi vi farò vedere, Maria Chiara, il titolare di conservazione, cioè, perché anche là ci sono i tempi di conservazione. È corretto, però anche questi, in base alla tipologia, devono essere di default, perché sono di legge. Quindi non è che questo, cioè, alcuni il fornitore ve li deve assolutamente rendere disponibili. Qui ho preso l'abitudine di mettere alcuni esempi per favorirvi nel lavoro di digitalizzazione del flusso documentale. Uno dei punti dove si fa molta difficoltà ad avere un flusso totalmente digitale sono i contratti. Non tanto i contratti che vengono stipulati con imprese e professionisti o con altre pubbliche amministrazioni, perché questi si firmano digitalmente. Ergo, anche a fini conservazione, si fa un fascicolo che sarà contratti XY ed è un fascicolo digitale perché voi metterete contratti firmati digitalmente da voi, firmati digitalmente dal professionista o dall'impresa. Il problema vero si pone quando voi avete, penso nei comuni soprattutto, i contratti cimiteriali che sono interamente cartacei perché il cittadino non ha firma digitale e quindi voi producete un atto cartaceo, viene firmato olograficamente da voi, viene firmato olograficamente dal cittadino. È evidente che o voi poi scansionate e attestate la conformità e fate un fascicolo, un repertorio, oppure, come fanno molti comuni, fanno un repertorio cartaceo. E fin qua ci sta, perché oggettivamente voi non riuscite a produrre digitale. Quindi viene prodotto un repertorio contrattuale dei cittadini cartaceo. Magari ce l'avete ibrido, perché quello con imprese professionisti è digitale. Segnalo come da qualche settimana si possa firmare i contratti anche digitalmente. Questo vi aiuterebbe, contratti con i cittadini, anche digitalmente. Questo vi risolverebbe questo problema. Se non l'avete fatto, vi consiglio di iscrivervi alla app Io che si chiama Firma con Io. Quindi voi andate nella piattaforma, una piattaforma gestita dalla società OPA e prodotta col contributo del Poligrafico dello Stato. Quindi voi andate nella piattaforma e iscrivete il vostro ente. Atto primo è iscriversi all'ente. Quindi voi si iscrive l'ente a Firma con Io. Ovviamente riceve tutte le istruzioni, riceve i facsimili dei contratti, eccetera. Ha un'unica spesa, compra un certo quantitativo di firme. Quindi compra 100 firme, 200 firme, 300 firme. Costano pochissimo, cifre che fanno ridere. Una volta che ha un contratto da firmare con il cittadino e si accerta che questo cittadino abbia l'app Io, il contratto firmato digitalmente dalla vostra amministrazione viene condiviso con il cittadino. Il cittadino controfirma utilizzando l'app Io e può gratuitamente e può controfirmare utilizzando PADES, CADES, eccetera, eccetera. A quel punto rende a voi l'atto e voi avete un atto originario digitale firmato digitalmente dalle due parti che potete utilizzare. Se il cittadino non vuole, non posso costringerlo a firmare digitale. Ovvio, Nicola, se il cittadino vuole carta, carta forever.
non c'è nessuna roba. Però, che senso ha che io debba muovermi da Venezia per andare a firmare un contratto a Treviso? Me lo mandate via Appio, lo controfirmo e voi ce l'avete, no? Cioè, se voi spiegate ai cittadini i vantaggi, facciamo un passo in avanti. Cioè, se io devo prendermi 3 ore di permesso dal lavoro per venire a firmare un contratto, che senso ha? Voi mi mandate direttamente il contratto sulla mia app e io lo firmo senza tanti problemi. Lasciate stare la situazione. Poi ci sono tutti i casi specifici come quelli che dice Nicola Daniel, va bene, però voi cominciate a lavorare, diciamo così, sul grosso, cominciate a sperimentarlo, perché vedrete che vi togliete un pezzo di flusso cartaceo e riuscite a ottimizzare sempre di più la parte digitale. Qui è la definizione che viene data dalle linee guida Agid, quindi vi ho fatto vedere definizione di glossario, definizione linee guida, perché sono le linee guida quelle che ci interessano. Quindi ci dice, punto 3.3.1, nelle pubbliche amministrazioni, l'area organizzativa omogenea, quindi voi per capirci, a meno che voi non siate la regione probabilmente ha più aree organizzative omogenee, ma voi siete amministrazioni più o meno, siete grandi anche se non siete il comune. Nelle pubbliche amministrazioni l'area organizzativa omogenea gestisce i flussi documentali mediante fascicoli informatici. Quindi vedete, flussi documentali non vengono gestiti su carta, vengono gestiti mediante fascicoli informatici. Come sono predisposti i fascicoli? Possono essere a caso, vanno fatti secondo un piano di classificazione, poi ve lo faccio vedere, titolario di classificazione, e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali. Il terzo livello che poi vi farò vedere di nuovo. Questo è normato dall'articolo 64 del TUDA. Che cos'è il TUDA? Il TUDA è il testo unico sul documento amministrativo, ovvero legge 445 del 2000. Quindi in realtà è da quel mo' che bisognerebbe organizzare i vostri flussi documentali in fascicoli digitali. Ok? Però prima i gestionali erano quello che erano, i siti non consentivano e così via. Però oggi è possibile fare tutto. Ripeto, non ho trovato, tranne qualche rara eccezione, ma rarissima eccezione, gestionali documentali forniti da tutti i principali, le chiamo software house, anche se non è così, che non consentano di fare correttamente la fascicolazione digitale. Non è più un problema di software, è ormai un problema di organizzazione e di formazione di tutti voi. Scusatemi quando mi interrompo perché bevo un goccio d'acqua. E qui veniamo alla legge, cioè alla mamma, all'articolo 41, e qui cominciamo già a fare qualche ragionamento. La pubblica amministrazione, titolare del procedimento, raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo. Quindi il procedimento si svolge da un punto di vista documentale all'interno di un fascicolo digitale. Da chiunque formati, quindi si possono raccogliere all'interno di quel fascicolo, che ne so, l'istanza con la quale Michele Vianello ha chiesto un certificato di investigazione urbanistica. Anzi, quel procedimento, da un punto di vista documentale, nasce dal ricevimento dell'atto che vi ha mandato Vianello, quindi da chiunque formato. E qui c'è il punto dove, giuro, non ho trovato ancora una pubblica amministrazione che rispetti questo articolo 41. Perché dice, all'atto della comunicazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 90, numero 241, quindi legge dello Stato ormai molto consolidata, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 90 241, inoltre anche quelli dell'articolo 3 del CAD. Quindi
Domanda assolutamente retorica che faccio a chi sta ascoltando questo webinar. Voi all'atto di comunicazione dell'avvio del procedimento, comunicate ai cittadini le modalità telematiche per esercitare il diritto di cui l'articolo 10, è il diritto di partecipazione al procedimento, è il diritto all'accesso, è il diritto di vedere chi è il RUP del procedimento e lo stato di avanzamento del procedimento. Questo attualmente voi lo state facendo nelle vostre amministrazioni? È domanda abbastanza retorica la mia, perché se fossimo in questo momento in aula, quasi tutti voi mi avreste detto no. E se avessi detto alzi la mano chi di voi lo fa, la platea sarebbe rimasta con le mani perché non l'ho ancora trovato. Come vedrete, questo tema invece vi esplode e vi farò vedere poi dove vi esplode. Ergo, è necessario fascicolare digitalmente. Cioè non potete più continuare o con fascicoli cartacei oppure con cartelle di rete, perché impedite al cittadino di esercitare un proprio diritto, ovvero il diritto a partecipare al procedimento. Prima o poi qualche cittadino solleva il problema e quindi può crearvi guai, noie, eccetera, eccetera, a voi, perché dovete rispettarlo. Quindi fascicolare digitalmente è condizione per rispondere anche a un diritto di cittadinanza. Ok? Quindi attenzione a questo punto molto, 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 molto delicato. Flusso per arrivare ad una corretta digitalizzazione, perché spesso qui c'è una confusione infinita. Bravo Vianello, tutte le robe che ci hai detto sono interessanti, però chi è che fa queste cose? Cioè chi apre materialmente il fascicolo? Come dobbiamo ragionarci? Ora, qui vi ho fatto due esempi di flusso documentale. Flusso documentale abbastanza comune, cioè vi arriva un input dall'esterno. Lasciate stare se è carta, una PEC, una MEI, SPID, cioè ci interessa poco. Primo punto, va al settore protocollo. Quindi l'atto va al settore protocollo. Spesso è il settore protocollo che fa anche il front con il cittadino, raccoglie l'atto. Protocollo è colei che riceve la mail, la PEC, eccetera, eccetera. Settore protocollo deve inserire subito il titolo della classe. È obbligatorio, un obbligo di legge, come vedrete. Però va inserito il titolo della classe avendo ben chiaro a cosa serve. Perché uno degli errori frequenti è buttiamo dentro tutto, no? Qualcuno addirittura sorridendo dice ma io metto tutto in titolo 14, che è varie, in classe 14, che è varie eventuali, no? Cioè come non averlo fatto? Cioè o inserisci bene il titolo classe oppure inutile. Il problema vero è che giustamente ormai i software o inserisci il titolo alla classe oppure non ti consentono più di protocollare e quindi ci metti a volte numeri improbabili. No, per i motivi che vi ho detto prima è assolutamente corretto e necessario, devono essere inseriti correttamente. A quel punto protocollazione. Quindi noi abbiamo un documento che è stato, contiene il titolo alla classe, è stato protocollato. Se del caso la scansione, quindi la scansione avviene sempre dopo l'inserimento del titolo alla classe e del protocollo. Ok? A quel punto, via gestionale documentale, il documento arriva al settore. Al settore arriva tramite gestionale documentale. Ricordatevi, il gestionale, non esiste più il gestionale di protocollo, esistono gestionali documentali. A volte possono essere integrati con gestionali di produzione atti, possono essere integrati col software della ragioneria e così via, ma sono gestionali documentali. Gestionale documentale riceve l'atto. Il settore competente apre il fascicolo. Quindi è il settore competente il soggetto che apre il fascicolo. Il protocollatore, titolo e classe. Il settore competente apre materialmente il fascicolo. Perché apre materialmente il fascicolo il settore competente? Perché nel fascicolo, come vi dicevo prima, vanno inseriti metadati che l'umile protocollatore non potrà mai fare. Se io devo inserire il RUP non lo può nominare il protocollo. Cioè, il RUP di quel procedimento è figlio di quel settore. Cioè, no,
si scappa poco da questo punto di vista. Quindi questo è il flusso, dal momento che entra in protocollo fino all'apertura del fascicolo, così si chiarisce chi apre materialmente il fascicolo. Mettiamo invece che noi abbiamo un flusso su input interno, perché una parte dei vostri procedimenti nascono direttamente dall'interno, poi magari vanno verso l'esterno, ma nascono sempre con atti che nascono all'interno. In questo caso il settore competente apre il fascicolo o aggregazioni documentali o repertori. Una volta all'anno tu apri il repertorio delle delibere, una volta all'anno tu apri il repertorio delle determine, una volta all'anno tu puoi decidere di aprire alcuni fascicoli che poi saranno alimentati da input esterno. Una volta all'anno io settore, che ne so, turismo, apro il fascicolo che si chiama Eventi 2023, Manifestazioni 2023. E poi, di volta in volta che viene indetta una manifestazione, aprirò un sottofascicolo e gestirò tanti sottofascicoli. Quindi è il settore competente nell'input interno il dominus dell'apertura dei fascicoli. Non può essere il protocollo per evidenti motivi. Ovviamente poi la produzione documentale, ma tutta la produzione documentale, che oggi a volte è un po' casuale, anche nelle cartelle di rete, ha già una sua casellina. Richieste di patrocinio 2023. Ma dentro richieste di patrocinio 2023 ci può essere o un fascicolo per ogni richiesta, oppure tu puoi avere un fascicolo per ogni richiedente. Se sono associazioni normalmente li avete, e lì dentro ci fai i sottofascicoli per ogni tipo di richiesta. Quindi c'è una produzione documentale originaria vostra, ma poi ci sono tanti input in entrata. È chiaro fin qua? Datemi un feedback per cosa dire. Se tacete vuol dire che va tutto bene. Bevo un goccio d'acqua, poi continuiamo. A questo punto torniamo di nuovo alla norma. Articolo 41. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina vigente attraverso i servizi di quegli articoli 40 ter e 64 bis. Allora, posso già dirvi che i servizi di cui al 40 ter e al 64 bis attualmente non esistono, perché il 40 ter dice testualmente, abbiate pazienza, dice testualmente: sistema pubblico di ricerca documentale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicazione legale. Ma questo in questo momento assolutamente non esiste, quindi si sta affermando un principio. Il 64 bis invece ci dice: i soggetti di cui all'articolo 2,2, no, questo è il 64 bis, è quello che fa riferimento, cioè quello che parla della necessità di fare integrazione e interoperabilità. Qui la novità è la piattaforma nazionale dati. Quindi voi sapete, se non sapete ve lo dico io, che in piattaforma nazionale dati è in funzione da ottobre dello scorso anno. Attraverso piattaforma nazionale dati si può fare scambio in regime di interoperabilità di atti protocollati fra pubbliche amministrazioni. Quindi quell'atto potenzialmente può essere consultato e alimentato? No, ma sicuramente può esserci uno scambio di documenti in regime di interoperabilità utilizzando la piattaforma nazionale dati.
Il tema del consultato e alimentato andrebbe sviluppato perché, ad esempio, mettiamo che voi abbiate un fascicolo di una determinata opera e che dobbiate chiedere un parere alla sovrintendenza. Attualmente, nella migliore delle ipotesi, uno scambio di PEC. No, si potrebbe anche pensare ad uno scambio in regime di interoperabilità usando la piattaforma nazionale dati. A questo ci si arriverà. Però torna a quel vecchio ragionamento che vi dicevo prima, e cioè l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare a un cittadino all'atto di avvio del procedimento le modalità digitali per esercitare i propri diritti all'accesso. Quindi attenzione, queste sono le caratteristiche normative del fascicolo. Vi dicevo prima che in giro, scusate, torno indietro, che in giro c'è un po' resti a fascicolare digitalmente. Il problema però col quale vi troverete a fare i conti nel corso delle prossime settimane è quella cosa che vi dicevo prima, cioè vedete che accedi all'area personale. Questi sono siti ad esempio recenti, no? Cioè ogni sito adesso obbligatoriamente, perché linee guida Agid luglio 2022 lo rendono obbligatorio, poi con l'allegato design Italia, eccetera, eccetera, nei siti deve esserci questa area personale, vedete? Ma una volta che io ho messo, non so se fra chi mi ascolta c'è già qualcuno che ha predisposto l'area personale, non lo so, casomai mi dice se c'è, come la fa funzionare e così via. Ma io cosa devo trovare poi dentro l'area personale? Allora, questo schema è tratto direttamente dal design dei siti web, quello che è stato pubblicato da Agid, dal team digitale. Questa è la versione 1° aprile 2022, le altre sono ancora più evolute, ma il senso era quello, non volevo cambiare. Cosa devi trovare? Devi trovare le mie pratiche. Quindi, quando io entro dentro quell'area personale, io devo trovare lo stato di avanzamento del procedimento che è in corso. È là che io vedo chi è il RUP e lo stato di avanzamento. Ma questa cosa che ha qualche complicazione informatica, perché l'area personale vive in un ambiente web, le mie pratiche stanno in un ambiente gestionale che è in mano, lasciate stare, ai fornitori. Però anche se è risolto come è risolvibile da un punto di vista informatico, se voi non fascicolate digitalmente, io non è che posso accedere alla scrivania. Cioè, il RUP del procedimento io devo vederlo dentro un fascicolo digitale. Lo stato di avanzamento del procedimento, come prima diceva la vostra collega che è intervenuta in chat, e lo trovo all'interno di un fascicolo digitale. Conseguenza, dovete cominciare in modo organizzato e massivo a fascicolare digitalmente, altrimenti diventa un problema fortissimo. Dentro l'area personale, parlando di interoperabilità, devo trovare tutti i pagamenti che io ho fatto. Se voi andate nel sito dell'Agenzia delle Entrate, entrate nel cassetto del professionista, del cittadino, trovate tutti gli F24. E però tutte le ricevute pago PA io devo trovarle dentro l'area personale. Se voi utilizzando la app Io, firma con Io, firmate digitalmente quei documenti, io li devo trovare all'interno di quest'area documenti. Peraltro, secondo le nuove linee guida, i numeri di protocollo, un attimo dopo che è stato protocollato una mia istanza, devono essere trasmessi all'interno o dentro la PIO o all'interno dell'area personale. Eventuale messaggistica, eventuali scadenze. Quindi vedete, area personale è strategica, ma dal nostro punto di vista della gestione documentale vi sottolineo come le mie pratiche sia urgentissimo da risolvere. Poi lasciate stare il resto, i pagamenti, eccetera. Paradossalmente è meno complicato. Ma a monte o voi cominciate a fascicolare digitalmente o voi cominciate a fascicolare digitalmente, perché altrimenti avete un pezzo del sito che è disabitato. Cioè, oltre a non rispettare la 241, avete un pezzo di sito che resta disabitato. Qui continuiamo ad esplorare cosa deve avere il nostro
famoso fascicolo. Qui veniamo queste sono le linee guida che però citano direttamente il testo unico sul documento amministrativo. Tanto ti dice a cosa serve la classificazione. Classifica quindi perché mettete titolo classe, al fine di organizzare logicamente tutti i documenti amministrativi informatici prodotti o ricevuti da un ente nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi ha tanto una funzione di ordine. Per poter però ordinare tutti allo stesso modo c'è bisogno di due strumenti. Piano di classificazione che mappa su più livelli gerarchici tutte le funzioni dell'ente, il famoso titolario che poi vedremo. La classificazione è un'attività obbligatoria, quindi non può esserci un comune che non abbia un titolario di classificazione o abbia titolari di classificazione non aggiornati. Potrebbe sembrare pleonastico quello che vi sto dicendo, ma vi giuro, in questa settimana ho visitato un paio di comuni in un'altra regione, hanno il titolario di classificazione che risale probabilmente ai tempi di Giosuè Carducci, quindi assolutamente inutile. Trovo ancora qualche comune che gli chiedo, il titolario, il manuale, il titolario di classificazione? Anche no. Titolario di classificazione lo trovano nel software di gestione documentale perché gliel'ha inserito il fornitore, ma la norma non dice che il manuale di il titolario di classificazione lo fa il fornitore. Sei tu che devi adottare un titolario di classificazione. E come vedremo il titolario di classificazione è un allegato obbligatorio al manuale di gestione documentale. Ok? Inoltre, le informazioni relative alla classificazione nei casi dei documenti amministrativi informatici costituiscono parte integrante dei metadati previsti per la formazione dei documenti medesimi. Quindi tutti i vostri documenti e poi fascicoli devono avere i metadati di legge, cioè quelli previsti dalla legge. Peraltro non dovrebbe essere possibile una conservazione informatica, non potrebbe essere possibile se non è stato fatto correttamente l'inserimento dei metadati e l'inserimento del titolo e della classe, mettiamola così. Combacia con quello che state facendo voi? Che vi vedo troppo silenti. Ancora silenti. Andiamo avanti. Qui a me interessa segnalarvi il testo unico, quindi all'articolo 64. Qui c'è un punto importante. Le amministrazioni determinano autonomamente in modo coordinato le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti, fascicoli che li contengono e relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo. Attenzione, godete di piena autonomia organizzativa. Convenzionalmente voi utilizzate il titolario fornito da ANCI, ma in realtà voi godete di piena autonomia organizzativa. Tranne la parte dello scarto, che è parte che va opportunamente condivisa con le sovrintendenze. Tutta la parte di gestione vera e propria rientra nella vostra piena autonomia organizzativa. Vediamo in chat, c'era qualcuno, ok. Cioè, attenzione, godete di piena autonomia organizzativa, cioè come fate, è che in realtà lavorate su degli standard che vi danno i fornitori. Però come poi organizzate i documenti in base ai diversi fascicoli, questo rientra nella vostra piena autonomia organizzativa. Non c'è nessuno che può dirvi come farlo. Rientra nella vostra piena autonomia organizzativa. Vi farò vedere qualche esempio. Allora, questo è lo schema tradizionale che si utilizza per fare il titolario di classificazione. Quindi, che cos'è il titolario? Il titolario non è altro che uno schema diviso per categorie o titoli, quindi titoli, classe, numerati, che corrispondono ciascuni a vari rami di attività svolta dall'ente. A loro volta si sono suddivisi ciascuno in classi o sezioni
che corrispondono alle varie tipologie di documenti per ciascuna funzione. Questo ad esempio è uno schema, un esempio. Titolo 1 è segreteria e amministrazione, poi ci sono le classi. Classe 1 delibere di giunta, classe 2 delibere di consiglio. Questo non è neanche correttissimo, ma è un esempio che è stato posto. Attenzione, va approvato obbligatoriamente come allegato al manuale di gestione documentale. Quindi torna il vecchio ragionamento. Fate una verifica, ve l'ho già detto l'altra volta, che il vostro manuale di gestione documentale sia successivo al 30 settembre del 2020, successivo al 30 settembre del 2020, e che conseguentemente il titolario di classificazione sia quello aggiornato ANCI, perché è quello che convenzionalmente si utilizza da altre parti, si utilizza da tutte le parti. Quindi ovviamente mi sto rivolgendo ai comuni. La regione probabilmente lo fa diversamente. Com'è organizzato nel mondo dei comuni? Ma questo serve per dare esempio anche agli altri. Titolo 1 sono le funzioni primarie costitutive. Che cos'è questo? È tutto ciò che attiene all'amministrazione generale. Poi ci sono le funzioni di tipo gestionale ed è il titolo 2 e sono tutti gli organi di governo, di gestione, di controllo, di consulenza e di garanzia. Poi ci sono tutte le funzioni strumentali e di supporto e questi sono i titoli 3 e i titoli 4. E qui dentro trovate tutto ciò che attiene alle risorse umane, quindi ad esempio il fascicolo del personale, un fascicolo per ogni dipendente è inquadrato, titolo 3, classe 3, 4 risorse finanziarie e patrimoniali, 5 gli affari generali. Poi ci sono quelle che sono definite le funzioni finali e sono divise in funzioni conferite e sono i titoli dal 6 all'8 e le funzioni delegate che sono dal 9 al 13. Dal 6 all'8 è pianificazione e la gestione del territorio, i servizi alla persona e le attività economiche. Invece in tutte le funzioni delegate voi avete la polizia locale e la sicurezza del territorio, la tutela della salute, i servizi demografici, le elezioni e le iniziative popolari, perché sono tutte le attività che vi sono state delegate da altri organi dello Stato. Ok? Quindi ha questa logica, quindi non è semplicemente inseriamo i numerini, cioè dietro ci sta una logica precisa che va in una qualche maniera rispettata. Qui è un esempio pratico dove qui ho aggiunto anche il terzo livello, cioè il fascicolo. Quindi questo è, qui è l'esortazione, attività di organizzazione di tutti i documenti secondo uno schema costituito da un insieme di voci articolate in modo gerarchico e che individuano in astratto le funzioni, competenze, attività o materie, eccetera, eccetera. Allora, qui ho preso la parte, do sempre ai comuni, che si chiama titolo 10 tutela della salute. Come vedete è fatta in diverse classi. La classe 10.1 è salute ed igiene pubblica. La classe punto 10.2 sono i trattamenti sanitari obbligatori, il 10.3 sono le farmacie, poi ce ne sono altri, ma mi interessava questo. Allora, mettiamo che voi abbiate un'istanza di un cittadino che vi segnala che nella sua area, nel suo giardino, eccetera, eccetera, c'è una forte presenza di ratti e quindi vi chiede un intervento di derattizzazione. L'atto che vi ha mandato quel cittadino andrà dal protocollatore inquadrato a titolo 10, classe 10.1, salute e igiene pubblica. Quindi titolo 10, tutela della salute, 10.1, salute e igiene pubblica. L'atto a quel punto viene mandato all'ufficio, normalmente all'ufficio ambiente nel comune. A quel punto l'ufficio ambiente apre un sottofascicolo 10.13, interventi di derattizzazione, di zanzarizzazione, eccetera. Come vedete, un fascicolo per ciascun intervento. Quel fascicolo si apre con l'istanza che vi ha avanzato Vianello, dove segnalo che dalle mie parti è pieno di ratti, quindi intervenite.
Dentro quel fascicolo ci andranno tutti gli atti che produce quell'ufficio per rispondere all'esigenza di Vianello. Può essere ingaggiate un cacciatore di ratti che va a uccidere tutti i ratti a casa di Vianello. Quindi l'atto con cui voi ingaggiate, quindi l'atto con cui voi offrisi deratizzatore finirà lì dentro, l'atto con cui lo incaricate finirà qui dentro, il report del tipo che dice li uccisi tutti finirò lì dentro, eccetera, eccetera. Ok? Ed è un procedimento tutto sommato abbastanza semplice. Quindi così è funzionante. Serve questo terzo livello però, perché se non c'è questo terzo livello l'istanza di Vianello finisce dentro un calderone generico che si chiama 10.1 salute ed esigenza pubblica. Quindi quando prima vi dicevo che c'è certamente un compito e uno scopo nella fascicolazione di ordine documentale, ma anche di interventi. E ovviamente, come voi vedete, e di procedimenti, il procedimento non è generico salute e igiene pubblica, il procedimento è devo intervenire per deratizzare. Questa è la modalità di intervento. Questo è tutto sommato un fascicolo abbastanza semplice. Vi faccio un altro paio di esempi. Questo ad esempio è il titolo 9, Polizia Locale e Sicurezza Pubblica. Qui c'è, le classi sono 9.1 Prevenzione ed Educazione Stradale, 9.2 per Polizia Stradale, 9.3 Informative, 9.4 Sicurezza e Ordine Pubblico. Allora, ammettiamo che ci sia un necessità di organizzare un corso di educazione stradale nelle scuole, che è cosa che fa la Polizia Municipale. Questo è un procedimento che non parte dall'interno, a meno che non ci sia stata, che ne so, la sollecitazione di una scuola che dice fate un favore, organizzatemi questo corso. Se arriva da una scuola, l'atto che arriva, il protocollatore lo inquadra in titolo 9 e in classe 9.1. Invia l'atto alla Polizia Municipale, la Polizia Municipale a questo punto apre un fascicolo 9.12, corsi di educazione stradale. Lì dentro cosa metterà? Metterà tutta la documentazione che ha prodotto, quindi può essere lo scambio di lettere con la scuola in cui si dice datemi un orario, un confronto, perché ricordatevi, anche ciò che non è protocollato va messo lì dentro, un confronto con gli insegnanti per vedere la qualità dei materiali didattici, l'organizzazione degli bla. Cioè lì dentro va inquadrato tutto ciò che ritiene questa particolare attività. Non viene fatta dalle scuole perché il comandante lo vuol fare motu proprio, nessunissimo problema. L'atto con il quale il comandante parte va ugualmente inquadrato in questo modo. Titolo 9, 9.1 e poi 9.1.2. Cambia assolutamente nulla. Affari generali, altro ancora. Contenzioso. Una causa civile. Una causa civile va inquadrata. Titolo 4, affari generali, 5.1 e poi dentro questo 5.1 c'è un fascicolo per ogni singola causa. Si può ulteriormente articolare, ma questo riguarda fino a un certo punto. Quindi questi che vi ho fatto vedere sono tutto sommato fascicoli abbastanza semplici. Voi li fate nelle vostre amministrazioni, parlo soprattutto a colleghi dei comuni. Perché vedete che questi non sono complicati. È un problema di metodo, di abitudine, ma non sono complicati. Magari un po' meno dettagliati. Bisognerebbe, Corrado, cominciare a farli in questo modo, perché questo è il modo. Non voglio essere ultimativo, però questo è il modo. Bisognerebbe che proprio li facesti in questo modo, perché allora fascicolate direttamente.
Qui ci sono i casotti. Qui vi ho fatto l'esempio di una fascicolazione dove dovete mettervi d'accordo bene fra di voi. Perché non è che l'ufficio patrimonio fa in un altro, la ragioneria fa in un altro ancora, urbanistica fa in un altro modo. Deve esserci un metodo condiviso, un metodo comune. Quindi in questo caso il problema è vita e attività di un bene di proprietà del comune. Una palestra, un edificio che avete dedicato a musei, ma addirittura la proprietà di appartamenti che voi affittate. In questo caso l'ufficio patrimonio apre materialmente un fascicolo dentro il sistema di gestione documentale. E attenzione, il fascicolo non si apre necessariamente perché ci sono documenti, poi si mettono i documenti. Si apre per dar ordine e per ovviamente poi metterci i documenti. In questo caso, titolo 4, risorse finanziarie e patrimoniali. Aggiunge una classe 4.8, beni immobili. Dentro questo 4.8 beni immobili può fare, ad esempio, questo è un esempio, 2 fascicoli. Un fascicolo che è 4.8.1, l'inventario. Attualmente il file dove c'è l'inventario dei beni immobili del comune, dove sta? Entrati nella mia logica, che è una logica prettamente documentale. È stato fatto un inventario di tutti i vostri beni immobili. Benissimo, perché il sindaco ne aveva bisogno, perché l'hanno chiesto i consiglieri comunali, bla, non ha importanza, perché deve essere allegato al bilancio. Ma quell'inventario, in questo momento, che è un file, perché deve essere fatto in modalità digitale perché abbia valore, dove viene messo? Potrebbe essere in una cartella di rete? Bah. Potrebbe essere stato fatto solo in carta? Potrebbe giacere dentro il personal computer del collega dell'ufficio patrimonio che ha fatto il file Word? Perché spesso succede così nei comuni, non solo nei comuni, sia chiaro. Cito i comuni perché sono quelli che mi sono più vicini. Deve andare dentro il fascicolo 4.8.1, l'inventario deve stare lì dentro. Quando prima vi dicevo, guardate, che l'archivio è di ente, intendo proprio questo. L'inventario dei beni immobili del comune è a disposizione di tutto l'ente. Deve essere a disposizione contemporaneamente del patrimonio, ma anche dei lavori pubblici. Perché può essere che nella programmazione delle opere pubbliche, nella parte manutenzione, l'ufficio lavori pubblici debba vedere l'elenco completo. Ma se non ce l'ha, o ce l'ha direttamente l'ufficio oppure deve andare a chiederlo. Se voi fascicolate digitalmente, questo è a disposizione. Capite da un punto di vista di efficienza gestionale come funziona di più? Poi si può fare un ulteriore fascicolo. A questo punto è il 48.2. Per ciascun bene immobile, quindi qui hai fatto l'inventario, poi tu decidi al 48.2 di fare un fascicolo per ogni bene. E dentro il fascicolo per ogni bene tu fai tanti sottofascicoli relativi a delle attività specifiche. Quindi, ad esempio, tutte le attività di manutenzione che ha programmato l'ufficio lavori pubblici per la scuola media Diaz non finiscono dentro i lavori pubblici, finiscono dentro il fascicolo condiviso di quell'opera pubblica. E nel tempo continua così. Questa tipologia di fascicoli può essere anche l'associazione tal dei tali ti chiede l'utilizzo, l'usufrutto di una sala. Attualmente la produzione del documentario di quella sala, dove va, chi ce l'ha, deve finire dentro questo fascicolo ed è a disposizione di tutti. E tutti ne fruiscono e tutti ne conoscono, ovviamente per i loro compiti di tipo istituzionale. Fateli, non è difficile, vi posso garantire, non è difficile e poi da un punto di vista organizzativo vi facilitano la vita. Vedi Nicola, questo sarebbe stato ad esempio un procedimento interessante da analizzare nei 2 laboratori.
perché questo è il tipico esempio di necessità di condividere conoscenze, e spesso non è fatto così. I lavori pubblici hanno il pezzo delle manutenzioni, il patrimonio ha il suo pezzo, l'ufficio del sindaco, che è quello che dà il bene per fare le manifestazioni, ha il suo pezzo, ma ci manca il ciclo di vita del bene. Questo è un tipico fascicolo che resta aperto nel tempo. È un fascicolo che difficilmente si chiude, si chiude, cioè questo è un fascicolo che resta aperto. Una volta all'anno va in conservazione aperto, ma resta aperto sempre. Ho due domande allora. Daniela, sì, ma il titolario e il piano di fascicolazione non sono stati aggiornati. No, il titolare e il piano di classificazione devono essere aggiornati, assolutamente. Esistono un titolare e un piano di fascicolazione per i comuni disponibili online e caldamente consigliato, attenzione, caldamente consigliato, vi beccate quello di ANCI, però quello ha solo titolo e classe. Bisogna fare, come vi ho fatto vedere, anche quelli per fascicolo, cioè il famoso terzo livello. E qui non posso, per problemi di etica, cioè io lo faccio ad esempio come attività, ma da un punto di vista etico non è che posso dirvi venite da me o andate. Normalmente i fornitori, se sono bravi, quindi notate la finezza, se sono bravi, in questo dovrebbero darvi una mano. Online non lo so, francamente, sicuramente cercando si trova. Caldamente consigliato, qui non mi espongo, non posso espormi. Ecco. Cercate di capire anche da un punto di vista di etica professionale mia, non voglio forzare in alcune soluzioni, però ci sono, senza tanti problemi. Riassumendo, titolare va adottato formalmente dall'amministrazione, è un semplice atto di giunta. Il titolario è un allegato, parte integrante del manuale di gestione documentale. Quindi quando voi approvate o aggiornate il manuale di gestione documentale, contemporaneamente adottate titolario di classificazione e piano di classificazione. Il titolario va ricompreso nel gestionale documentale. Quindi quando voi andate al cambio, alla manutenzione, all'aggiornamento del gestionale documentale, dovete verificare che nella parte inerente il protocollo sia riprodotto il titolario di classificazione che voi avete approvato. Cioè non è il fornitore, Alle, Maggioli, eccetera, eccetera, che vi obbliga un titolario. Voi, lasciate stare che poi è ANCI, non ha importanza. Voi adottate un titolario e il fornitore rende disponibile quel titolario come voi lo avete approvato. Cioè non va fatta la roba opposta, perché questo è un errore. Potrebbe essere che il comune di Vatte la Pesca decide di fare un titolario come vuole lui. Può farlo perché rientra nella sua autonomia organizzativa e il fornitore deve fare il titolario di classificazione come vuole il comune. Ricordatevi quell'articolo 64 del testo unico che vi ho fatto vedere prima. Cioè voi godete di piena autonomia organizzativa. Ovvio che per convenzione, perché è fatto bene, si prende quello di ANCI. Dov'è il punto vero? Il punto vero è l'aggiunta del terzo livello, che è quello che spesso vi impedisce di fascicolare, perché con titolo e classe avete due calderoni. Se invece voi ci aggiungete il terzo livello, cioè quello della fascicolazione, capite che il fascicolo comincia a essere più dettagliato. Ok? Cioè attenzione, perché questo è un punto importante. Chiaramente va fatta una buona, come vi dicevo prima, una buona attività di qualificazione e di formazione. Sottoscritto dice sempre, guardate, approvate il manuale, però poi non è che il manuale muore dentro amministrazione trasparente. Un minuto dopo va fatta una buona attività di formazione e di messa a terra del manuale. Se volete un consiglio sulla fascicolazione, non pensate di partire tutto e subito. Oppure ci sono gli uffici entusiasti, gli uffici che tirano indietro,
gli uffici, oddio, cosa succederà domani mattina. Il passaggio alla fascicolazione è frutto di un piano. Guardate, nella giornata di ieri, in un comune della nostra regione, in un comune friulano, ho fatto 2 riunioni, entrambi identiche, dei comitati di direzione con i quali si è fatto un vero e proprio piano temporale di approdo alla fascicolazione. Per cui si è scelto di prendere alcuni particolari procedimenti per fare nave scuola, per correggere, vi ricordate che prima vi ho detto per correggere, e ci si è dati 2 o 3 mesi di tempo per mettere, diciamo così, a bolla, scusate la terminologia molto veneziana, per mettere a bolla quei particolari procedimenti fascicoli e poi progressivamente ci si estende. Cioè è un'attività questa che va pianificata e va anche temporizzata, cioè non è che domani mattina ci si sveglia e si dice ok, prezzo è giusto, partiamo a fascicolare. Sì, ma prima cosa si fa? Si pulisce il flusso, abbiamo il titolario adeguato. Quindi quello che io consiglio vivamente è aggiornamento del manuale, ovviamente aggiornamento del titolario, approvazione in giunta e poi pianificazione di questa attività. Ok? Daniela dice: noi ne abbiamo già elaborato uno, piano di fascicolazione, mi piacerebbe confrontarmi con altri enti. Assolutamente corretto, io sono assolutamente d'accordo. Il flusso documentale non va salvato nelle cartelle di rete, ma nel sistema di conservazione documentale e nei fascicoli. Ovviamente c'è una differenza fra affari correnti, cioè i fascicoli che voi tenete nel vostro gestionale documentale, e ciò che voi invece chiudete e mandate in conservazione. Perché sottolineo questo tema delle cartelle di rete? Avete sentito che io ho insistito molto. Quando fascicolazione digitale non è che fate un lavoro in più, sostituite vecchi lavori non a norma con un lavoro a norma. Fascicolo cartaceo, per le motivazioni che ci siamo detti negli incontri che abbiamo fatto in queste settimane, non è assolutamente a norma, non ha potere probatorio, quindi si elimina. Vedete che ci ho tirato un bel frego rosso. Fascicolo ibrido non esiste in natura, o sei digitale o sei analogico, l'ibrido non esiste. Potremmo vedere il caso dei contratti forse. Cartelle di rete hanno un pericolo gigantesco dentro, oltre che non avere le caratteristiche di un fascicolo digitale, quindi non avere i metadati, eccetera, eccetera. Hanno un pericolo, non vanno in conservazione. Cioè, se voi prendete i file e li mettete in cartella di rete, file che magari avete prodotto voi, quei file non andranno mai in conservazione. E qui siamo di fronte a una violazione grande come il mondo di legge, perché tutto deve andare in conservazione. Se voi vi limitate a mettere in cartelle di rete, guardate, vi conosco a sufficienza per dire che voi avete cartelle di rete strutturate, anche ben organizzate, non dico di no, di cui però non sono chiarissime le regole d'accesso, che posso dire che il responsabile gestione documentale non ha assolutamente la visione d'insieme di tutte le cartelle di rete, perché voi potete avere anche cartelle di rete, perché le avrete, perché non è che domani mattina le eliminate, però il responsabile gestione documentale deve avere la giusta mappatura. Si chiama responsabile della gestione documentale, e anche il responsabile della conservazione lo deve sapere, perché altrimenti voi correte il rischio che parti del vostro documentale non vanno mai in conservazione. Allora mi spiace che un comune, una provincia, una regione, eccetera, non mandi correttamente in conservazione. Per andare in conservazione bisogna creare i fascicoli nel gestionale documentale, perché altrimenti non va in conservazione. E quindi insisto, voi avete un pezzo di documentale che non andrà mai in conservazione. Questo non va bene, non è corretto. Ok? Cioè, questo ci tengo a dirvelo con molta forza. Ok? Molta forza perché dove vedo che voi rischiate. Mettiamola così. Come va costruito un fascicolo, cosa deve contenere, cosa va legato ad un fascicolo. Abbiamo una decina di minuti, quindi
provo il più possibile, poi casomai riprendiamo questi temi anche nella discussione che facciamo poi nei laboratori. Ora, questa cosa deve esserci nel fascicolo in termini di metadati e di contenuti, ce lo dice prima di tutto la legge. Questo è sempre il famoso articolo 41 del CAD. Questi sono i contenuti e le prescrizioni minime di ciò che deve essere in un fascicolo. Comma 2 ter. Fascicolo informatico reca l'indicazione dell'amministrazione titolare del procedimento che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo. Questo esce di default, non c'è granché da sforzarsi. Delle altre amministrazioni partecipanti. Ora ricordatevi la cosa che vi ho detto. In uno sviluppo futuro lo scambio di documenti fra pubbliche amministrazioni non avviene più con PEC, avviene in regime di interoperabilità. Quindi al fascicolo dell'amministrazione che gestisce ha, con regole d'accesso chiare, accesso anche l'amministrazione che ad esempio ti dà un parere. In tutti i casi nel fascicolo, nel caso voi chiediate pareri ad altre amministrazioni, resta tutta la corrispondenza che intercorre fra voi e la sovrintendenza, la regione, la provincia, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale, il RUP. Voi dovete, quando aprite il fascicolo, scrivere chi è il responsabile del procedimento, il RUP. Il RUP deve essere indicato nel fascicolo del procedimento. Poi l'oggetto del procedimento, anche questa è una cosa decisiva. L'oggetto del procedimento non è quello che vi ha scritto il cittadino, perché quello che vi ha scritto il cittadino a volte sono strafalcioni allo stato puro. Il procedimento va descritto in modo tale che ci siano dei tag, delle espressioni che consentano in qualsiasi momento la ricerca. Quindi l'oggetto del procedimento, meglio la modalità di costruzione dell'oggetto del procedimento deve essere un po' comune a tutta l'amministrazione. Ad esempio, l'oggetto si apre scrivendo il nome di chi ve l'ha richiesto, che sia un'impresa, che sia una persona, perché si può fare una ricerca per nome. Se voi aprite direttamente voi un fascicolo, l'oggetto del procedimento, avete visto prima abbiamo parlato del tema dei beni immobili, i beni immobili si chiamerà repertorio dei beni immobili alla data del, ok? Poi c'è tutto l'elenco dei contenuti dei documenti, lasciate stare sto comma 2.4, ci interessa poco, elenco dei documenti contenuti. Quindi tutti i documenti contenuti nel procedimento sono elencati nel fascicolo. Ricordatevi che sono elencati in modalità digitale, non sono le cartelline cartacee dove facevi metti cava, cava metti e il bianchetto. Per questo non c'è più. Ciò che voi inserite nel procedimento resta tracciato. Ricordatevi che nel procedimento, nel fascicolo del procedimento, voi potete mettere anche documenti non protocollati, ripeto, il verbale di una riunione, potete metterlo all'interno. Ok, quindi quello, ricordatevi che però se voi togliete un documento resta tracciato che voi l'avete tolto. E qui scatta il tema anticorruzione e trasparenza, cioè il procedimento diventa molto più chiaro nei tempi, nei documenti che sono stati mossi, eccetera, eccetera. Quando si chiude un fascicolo non si può più toccare. Quindi se voi dovete togliere qualche documento che avete messo ab origine perché lo ritenevate indispensabile per quel procedimento, alla chiusura del fascicolo ricordatevi che non si può togliere più niente, resta così com'è. E ricordatevi che almeno una volta all'anno i fascicoli, anche se aperti, vanno in conservazione, anche se aperti. Vi ho fatto prima qualche caso. Identificativo del fascicolo mediante con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca. L'identificativo è titolo, classe, sottoclasse, oltre che il numero progressivo del fascicolo. Quando voi mettete il numero progressivo del fascicolo, voi avete inserito un metadato che non è più modificabile, come il numero di protocollo, per capirci. Qui torna, perché ormai arriviamo proprio alla fine, qui torna quel riconoscimento alla 241 per cui
bisogna che nel fascicolo, che il fascicolo sia costruito in modo tale da consentire l'accesso ai cittadini, cioè a colui che partecipa al procedimento. Qui inizierebbe, qui siamo giunti alla fine, quindi abbiamo 5 minuti come al solito per domande e Nicola che ci dà un po' di ordini. Qui ci sono, questo l'ho tratto direttamente dall'allegato 5, ci sono per ogni tipo di fascicolo, ma questo casomai lo riprendo quando facciamo il laboratorio, all'inizio lo riprenderò. Quali sono i metadati, come voi vedete, obbligatori o no. Qui vedete ad esempio valori ammessi, fascicolo, serie documentale, serie di fascicoli. È di tipo alfanumerico ed è assolutamente obbligatorio, come da sistema di identificazione, eccetera. Qui vi ho messo tutti i principali metadati, ma fra oggi e domani mando a Nicola le slide così le rendete pubbliche. Nicola, qui mi fermo e tolgo la condivisione. Va bene, grazie. Grazie Michele. Grazie a voi. Allora, ci sono le 3 domande che sono rimaste, sono da No, rispondere sono o più già... interlocuzioni che domande. Sono più Ok, affermazioni che domande. quindi chiudiamo. Così se ce ne sono delle altre potete Ce lo dicono. inserirle in chat. Va bene, ringraziamo chi purtroppo deve abbandonarci, siamo arrivati ormai a fine giornata. Allora sì, per quanto riguarda quello che aveva detto Michele su alcuni processi che sarebbe stato opportuno trattare, alcuni sono molto complessi, poi non conosciamo tutte diciamo, la formazione di chi partecipa, per cui un procedimento sui lavori pubblici probabilmente sarebbe molto complesso, sarebbe molto interessante, ma molto complesso, dovremmo anche probabilmente cercare una platea mirata anche che abbia le competenze e conoscenze del Comunque, processo se vuoi, intero. Nicola, io ne ho uno tracciato di lavori pubblici, più di uno. Li ho Ok, fatti va in bene. Toscana e devo dire da capelli bianchi. Ma immagino. Ehm, Poi altre cose, io direi che l'unica è cercare di comporre i tavoli, come ci siamo detti, li contatteremo chi insomma in qualche modo non ha risposto, non riusciamo a collocarlo, e poi altre indicazioni operative le daremo quella cosa, magari Michele. Prego. Useremo degli strumenti di supporto in quella giornata, Sì, io mi collegherò utilizzando un software di tracciamento e ve lo faccio vedere. che è No, Draw.io. uso il Lucid, Ok, va bene. Casomai, ma lo vedete perché si fa da browser del computer, quindi non è un problema. perfetto. Così Dicevo, ci volevo saranno... farvi alcuni esempi, quello lo userò per farvi alcuni esempi di come si fa davvero il tracciamento. Ecco. Sempre Ok, sulle SIS 2B per capirci. ecco. Poi dicevo, ci sono dei facilitatori che aiuteranno i partecipanti a mettere, Certo, diciamo, certo, sulla carta, insomma, su questo strumento che metterà a disposizione quanto verrà discusso all'interno dei gruppi di lavoro. esattamente. Va bene, Loro allora ovviamente se hanno, faccio come consiglio, se hanno in mano un PowerPoint, possono tranquillamente poi riprodurlo. Tanto io poi lo posso importare da PowerPoint, quindi non c'è problema. va bene, insomma, useremo gli strumenti più semplici per tutti Sì, quanti. ma di fatti. Va bene, Ok, naturalmente è opportuno che chi si è iscritto, insomma, che ha intenzione di trattare nel laboratorio abbia le informazioni minime, insomma, di come funziona nel proprio ente, se non sono strettamente, diciamo, gli esecutori di quel processo, acquisite più informazioni possibili, poi insomma con l'aiuto di tutti quanti i presenti cercheremo di sviluppare al meglio il processo. Ci sono anch'io ho lavorato in comuni, quindi un minimo di conoscenza e un apporto lo posso dare anch'io. E naturalmente c'è Michele Vernello. Noi probabilmente ci sposteremo all'interno delle 4 stanze in maniera, ci sposteremo dove c'è bisogno,
E niente, ci vediamo tutti al laboratorio. Ricordo a tutti che è completamente virtuale, quindi se qualcuno si era iscritto in presenza, non venite al Vega, in ogni caso troveremo uno spazio, però diciamo che ci siamo organizzati diversamente. Avviseremo ancora anche puntualmente tutti quanti e vi aspettiamo tutti qua, tutti al laboratorio che si terrà mercoledì prossimo, quindi fra qualche giorno, quindi non tra tanto tempo. E rinnovo, insomma, a quelli interessati di iscriversi invece al secondo ciclo. Grazie a tutti, grazie a Michele Arrivederci Vianello, a tutti grazie ai voi. Grazie, buona presenti giornata. e grazie a Federica che ha seguito in regia e che ci darà il modo di mettere a disposizione il prima possibile il video di questa giornata. Ciao Alla Nicola, prossima. ciao Federica, buon weekend. Arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci.